Codogné. Codogné è una cittadina importante del territorio e ci troviamo qui con Jessica Masini, il sindaco di Codogné. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. A dirla come la penso in questo momento, un sindaco così giovane come lei e prendere in mano una città come Codogné, che ha naturalmente una città inserita nel rurale, ma che ha anche industrie, che ha delle peculiarità particolari e anche magari delle necessità, dei bisogni particolari. Io vorrei che parlassimo del sociale, perché è importante in questo momento, secondo me, parlare dei giovani e della possibilità delle criticità del sociale. Sì, certo, è uno degli argomenti principali che impegnano l'attività di un sindaco, no? L'ambito sociale, che comunque diciamo sociale, ma ricopriamo veramente tutta la popolazione, perché l'ambito sociale risolve le problematiche di tutti, dalla famiglia, al singolo, all'anziano, al bambino, quindi andiamo veramente a toccare tutti gli aspetti di una comunità. Da questo punto di vista lei sindaco è anche fortunata, perché vivendo in un'area rurale dove la famiglia è ancora radicata bene, forse trova più facile orientarsi verso i giovani, verso anche l'immigrazione, perché in questo momento qui forse no. No, non abbiamo una grande quantità di persone straniere in paese, sono principalmente spostate, penso, verso i comuni limitrofi per questioni di aziende. Comunque noi abbiamo una parte di stranieri che sono integrati nel territorio, anche nell'ambito scolastico. Sì, perché quello che è importante in una società come la nostra è l'integrazione. Purtroppo vediamo che, e questo rientra appunto nelle criticità del sociale, abbiamo in Italia un grande problema, che è quello delle seconde e terze generazioni, che però io non comprendo neanche seconde e terze generazioni. Se le seconde e terze generazioni deviano da quelle che sono i comportamenti in uno stato dove sono nati, dove sono italiani, però probabilmente non hanno avuto quella formazione che dovevano avere quando i genitori sono entrati e quando hanno fatto i figli. Alla fine è sempre questione di formazione, educazione e famiglia che c'è alla base. Sì, però questo è veramente un tema che a Codogné attualmente non si pone. È una buona cosa. Perché diciamo che io a volte penso di essere in un comune che è anche un po' una bolla fortunata rispetto a questo, perché è una comunità dove ancora stiamo bene, è una comunità poi fondamentalmente anche piccolina, dove tutti si conoscono, dove tutti conoscono anche l'amministrazione, e quindi è facile parlarsi ed è facile, parlandosi, trovare anche le soluzioni, e conoscendosi, insomma, si arriva meglio alla problematica. Però è chiaro che anche lei, come sindaco di una cittadina così importante a livello nazionale, si deve preoccupare, anche perché certo. È diventata vicepresidente del Consiglio Nazionale di ANCI. Sì. Nazionale Dobbiamo di ancora entrare nel vivo dell'attività, quindi dobbiamo ancora iniziare a lavorare, però sicuramente è una grande opportunità per portare avanti gli interessi di tutti i comuni, perché tutti i comuni, soprattutto quelli più piccolini, vivono delle dinamiche magari complesse che a volte all'esterno non sono note, e solo dando voce a tutti i comuni insieme riusciamo sicuramente a risolvere i problemi. I giovani. Voi date gli spazi per i giovani? Allora, mi metto tra i giovani, quindi certo. Sicuramente ho anche un occhio di riguardo. I giovani si dividono poi in varie fasce, perché ci sono, a parte i piccolini che vanno ancora a scuola, la fascia più difficile da coinvolgere è quella delle scuole superiori, perché iniziano un po' a lasciare il proprio paese per andare alle scuole superiori a Conegliano, Oderzo, a Pordenone, e quindi si iniziano un po' a perdere di vista. Ritornano poi magari quando sono un po' più grandini, perché ricominciano a vivere la comunità
comunità. Quindi a me piacerebbe mettere in piedi delle iniziative per riuscire a coinvolgere anche quella fascia di ragazzi che a volte perdiamo, e soprattutto mi sono accorta negli ultimi anni che c'è bisogno di uno spazio di aggregazione, perché a volte i ragazzi proprio vivono il disagio di non avere un luogo dove ritrovarsi. In questo noi siamo fortunati perché la nostra biblioteca è attrattiva da questo punto di vista. C'è una bravissima bibliotecaria che ha la capacità di unire i ragazzi, e i ragazzi nei vari mesi che sono passati hanno iniziato ad arrivare in biblioteca così per salutare, prima per salutare, poi qualcuno arriva abitualmente tutti i giorni, si fanno il tè, facciamo merenda insieme, e quindi è diventato un po' un luogo di incontro. In questo momento noi abbiamo una carenza di spazi, quindi non ho un luogo dove poter veramente istituire un centro giovani, ma è una cosa che con il tempo mi piacerebbe fare, perché vedo che hanno proprio la necessità di un luogo che vedano come loro. E lo sport? Lo sport, noi abbiamo varie attività, qui abbiamo il calcio, abbiamo il volley, abbiamo introdotto pattinaggio, basket, quindi ci sono vari tipi di attività. Vedo che tutti frequentano molto anche nei comuni limitrofi, comunque c'è chi fa ciclismo, chi fa nuoto, e quasi tutti sono impegnati nell'attività sportiva, e questa è una grandissima cosa, perché sicuramente lo sport è di grande aiuto per i ragazzi. Questo è un punto sul quale non si deroga, perché è importantissimo far occupare i ragazzi nello sport, vederli sudare in una partita e poi abbracciarsi perché hanno vinto o anche perché hanno perso, vuol dire che abbiamo vinto noi, vuol dire che ha vinto la società e che ha saputo educare i ragazzi. Ma poi fare sport gli insegna anche a rispettare delle regole, ad avere degli orari, a mantenere i propri impegni, e quindi poi gli aiuta sicuramente anche ad organizzarsi nello studio, perché sanno che devono prima studiare, poi fare l'attività sportiva, e questo è sicuramente un grande aiuto. Certo, perché altrimenti li troveremo poi sbandati. Esatto, perché poi non sanno, passerebbero il tempo insomma con i videogiochi, invece non è quello che vogliamo, è quello di proporre invece tante attività. Bene, mi fa piacere che lei sia dentro il problema in pieno, insomma. Insomma, non sono tanto più vecchia di loro, a volte penso, loro in realtà quando ci parlo mi dicono come no, sì che lo sai, però insomma io mi ricordo bene i periodi in cui ero ragazzina, e quindi insomma cerco di vivere quello che vivono loro per capire le loro problematiche e per poterli aiutare. I servizi sociali. I servizi sociali, noi qui abbiamo un grandissimo assistente sociale che ci dà davvero una grande mano. Una delle problematiche che avevamo, ma che stiamo un po' alla volta risolvendo, era quella della mancanza di medici di base, e abbiamo attivato però questa settimana, la prossima settimana partirà effettivamente la medicina di gruppo in collaborazione con il comune di Gagliarine, quindi riusciremo ad avere qualche medico che da Gagliarine viene a fare servizio a Codogné, e questo sicuramente ci dà un aiuto, perché era una mancanza che la nostra comunità risentiva tanto. E la prossima settimana ci sarà anche la posa della prima pietra della Casa della Comunità, che è una struttura che realizzerà l'azienda sanitaria e che si pone un po' a metà tra la medicina di base e il pronto soccorso, e anche quello sarà un grande aiuto sociale, nel senso che lì si faranno delle prime visite specialistiche, ci sarà la guardia medica, quindi sarà sicuramente un grandissimo supporto. Abbiamo poi una convenzione per la realizzazione di una RSA per anziani non autosufficienti, che spero veda la luce nel giro di breve tempo, e anche quello insomma, quindi per il sociale un supporto agli anziani è sicuramente una grande opportunità. Questo mi fa molto piacere, perché per me è un grosso problema il sistema dei servizi sociali, perché secondo me, e qui vedo che entra proprio nella filosofia del servizio sociale, coloro che si occupano dei servizi sociali, gli addetti ai servizi sociali, secondo me dovrebbero funzionare da lunedì a lunedì, perché il venerdì, quando smettono, e il sabato e la domenica ci possono essere in giro delle criticità da dover seguire, da dover appoggiare,
e io mi batterei su questo, Sì, sulla questa funzionalità continua a 360 a volte non ci gradi. si rende conto dei disagi che vivono invece delle famiglie che hanno bisogno di questo supporto. E adesso la normativa è in completa evoluzione, ci sono gli ambiti, ci sono tutta una serie di novità che verranno introdotte. Sicuramente questo è un altro tema, perché le persone fragili e le famiglie fragili a volte si sentono lasciate sole proprio nei momenti dove non c'è nessuno. Perché noi magari stiamo a pensare dal lunedì al venerdì, però anche il sabato e la domenica a volte magari i centri chiudono, quindi penso anche alle famiglie con ragazzi con disabilità, il centro diurno è aperto dal lunedì al venerdì, poi nel weekend comunque la famiglia magari si sente lasciata sola e non sempre c'è il supporto, però penso che un po' alla volta tutti si stiano rendendo conto di questo e sicuramente i servizi si stanno implementando e stanno migliorando. Ci scontriamo poi, devo essere realista, sempre con le risorse economiche, che sono un altro dei grossi temi e un altro dei grossi problemi dove a volte non si riesce ad arrivare proprio per la mancanza di risorse. Guarda, dove c'è l'anima e il cuore si trovano anche le risorse, perché le risorse non devono venire solo dall'amministrazione, ma anche dalla gente. E in un territorio come questo, che è maggiormente rurale, dove le famiglie si sono sempre sostenute una con l'altra, perché si conoscono, come diceva lei prima, aiutare le famiglie in difficoltà è di primaria filosofia, Beh, a diciamo. proposito di questo, c'era un progetto che si è un po' perso nel tempo, ma che era stato costituito e che io vorrei riveder realizzato, che era il progetto delle famiglie in rete. Mettere in rete le famiglie significa che una famiglia aiuta un'altra attraverso chiaramente tutto un progetto costituito e legato insieme dall'assistente sociale, ma è proprio famiglia a supporto di un'altra famiglia, e questo chiaramente aiuta anche nella mancanza di risorse, perché è proprio chi si mette a disposizione della comunità o di un soggetto più fragile proprio per aiutare e sostenere. Purtroppo il tempo è poco, però io vorrei entrare, visto che abbiamo parlato di sociale, di famiglie, del rurale, abbiamo avuto un periodo che il nostro Stato ha un po' distrutto la micro azienda agricola del territorio, che era secondo me importantissima, perché un bicchiere di latte lo trovavi sempre, perché in stalla c'era la mucca, c'era la possibilità di fare molto di più. Poi quando abbiamo incominciato a chiudere le stalle ai piccoli contadini, lì sono subentrati parecchi problemi anche di sopravvivenza, di autoalimentazione della società rurale. Certo, noi qui però abbiamo una bella rete di piccole produzioni locali che si è diffusa, e quindi abbiamo produttori di zafferano, produttori di mela cotogna, quindi tutti questi piccoli agricoltori, chiamiamoli, di piccole produzioni locali, che quindi portano avanti la tradizione, chiamiamola rurale, del territorio soprattutto, quindi le tipicità del territorio. E questa è sicuramente una cosa da valorizzare. Ma noi per esempio nel mese di ottobre, quando abbiamo la festa della mela cotogna, abbiamo anche la fiera delle PPL venete, e che quindi porta tutte le piccole produzioni locali proprio qui a Codogné con le loro esposizioni, i loro prodotti. Io sono un grande degustatore di cibi, specialmente delle produzioni locali, e difatti mi occupo anche di una trasmissione, e lei, sindaco, mi dovrebbe dare una mano a trovare un locale qui a Codogné, dove è una trasmissione che si chiama Di qua di là del Piave, è proprio per portare in evidenza le attività che una volta e anche adesso sono momenti di aggregazione anche per... Noi qui siamo ricchi di questo tipo di attività, quindi sarà mio compito presentarle. E allora promesso che mi aiuterà in questo. Promesso. Signor Sindaco, io la ringrazio. Grazie a lei. Se avessimo preparato questa intervista non sarebbe andata così bene, ma noi andiamo sempre in linea con quelli che sono i momenti, certo, con quelli che sono le necessità, e i sindaci che trovo con la filosofia che mi compete, mi fa piacere conoscerli. Piacere mio. Signor Sindaco, grazie, Grazie mille, alla buona prossima. giornata.